La zona libera della Carnia dell'Alto Friuli fu la più grande area che nel 1944 fu sottratta all'occupazione nazifascista dell'Alta Italia. È una vicenda di straordinaria importanza per la storia del nostro paese, una storia di uomini e donne che lottarono e spesso morirono per un'Italia nuova e democratica, una bellissima storia di libertà. Nella primavera del 1944, dopo un durissimo inverno, le formazioni partigiane della Carnia della destra tagliamento iniziarono nuove attività di contrasto del regime nazifascista. Alle primissime azioni partigiane, nell'aprile 1944, i nazifascisti risposero nei confronti dei civili con rappresaglie che nelle loro intenzioni avrebbero dovuto isolare i patrioti, creando nella popolazione ostilità nei loro confronti. In realtà ottennero il risultato opposto. I giovani corsero ad arruolarsi nelle file partigiane e le azioni partigiane si intensificarono sempre di più. Gli obiettivi principali erano le caserme e i presidi nemici. Il numero dei patrioti aumentava costantemente, mentre i bandi di arruolamento tedeschi andavano deserti. Nel volgere di pochi mesi, le formazioni garibaldine ed osovane raggiunsero la consistenza di circa 6.000 uomini in armi. La rabbia tedesca per la costante perdita del territorio si abbatté sulla popolazione civile per terrorizzarla. Il 26 maggio i nazisti diedero alle fiamme l'intero paese di Forni di Sotto. L'8 giugno a Esemon, il 21 giugno la rappresaglia investì Cercivento, poi di seguito Paluzza, Ligosullo, Arta, Paularo, Villasantina. Nel luglio 1944 vennero trucidate 52 persone nelle malghe di Pramosio, a Paluzza e a Sutrio. Le forze partigiane si trovarono a controllare un territorio sempre più ampio, le vie di comunicazione, interi paesi. I tedeschi furono costretti a sospendere i servizi, i trasporti pubblici, anche quello postale. In luglio l'ultimo presidio a cadere fu quello di Sauris. Fra giugno e luglio 1944 fu liberato un territorio di 2.580 km², con una popolazione di circa 90.000 abitanti, suddivisi in 38 comuni liberati interamente e 7 parzialmente, tra cui Lorenzago e Sappada nel Bellunese. Ne rimase esclusa Tolmezzo, sotto il controllo nazifascista. Era la più grande zona libera nell'Italia della lotta partigiana, una vera e propria isola di libertà in un territorio, il Friuli, che era stato di fatto annesso al Terzo Reich. Nei comuni liberati, come primo passo per il ripristino della vita democratica, vennero costituiti con i rappresentanti dei 5 partiti antifascisti i CLN comunali, che divennero la nuova autorità politica. Il loro obiettivo fu di dar vita a nuovi organi di potere locale, i sindaci e le giunte comunali, eletti dalla popolazione. Dalla fine di agosto a tutto settembre 1944, nei comuni della zona libera si svolsero le elezioni, le prime elezioni libere in Italia dopo 20 anni di dittatura. Si votò per capofamiglia, secondo la tradizione delle latterie sociali, l'unico modo possibile in tali circostanze. Per la prima volta in Italia, dunque, ebbero diritto di voto anche le donne, seppur in quanto capifamiglia. Fu un'esperienza di eccezionale valore politico e civile, basata sulla separazione del potere civile da quello militare, di autogoverno e di autonomia amministrativa, un'esperienza che prefigurò il cambiamento costituzionale che avrebbe avuto luogo nel Paese con la Costituzione repubblicana. Le giunte rappresentarono un successo anche per come funzionarono. Le riunioni erano sempre pubbliche e ad esse partecipava l'intera comunità, che così era coinvolta nelle vicende del paese e poteva discutere dei problemi che la riguardavano. Si realizzò cioè quello che è un principio basilare di ogni democrazia sostanziale, la trasparenza dell'amministrazione della cosa pubblica. Grazie a personalità come Donaldo Moretti della Democrazia Cristiana, Gino Beltrame del Partito Comunista, Nino Del Bianco del Partito d'Azione e ai comandanti delle brigate Garibaldi e Osoppo, Mario Lizzaro e Romano Marchetti, maturò la decisione di dar vita a un governo unico di tutta la zona liberata, con sede ad Ampezzo.
La giunta di governo che si venne formando fu composta dai rappresentanti dei partiti antifascisti e ne facevano parte anche i rappresentanti del Fronte della Gioventù, dei gruppi di difesa della donna, dei comitati dei contadini e degli operai e del Corpo Volontari della Libertà. La giunta di governo si occupò di cose concrete: l'alimentazione, i prezzi, i lavori pubblici, le misure sanitarie, le strade e lo stato dei boschi, ma soprattutto di due problemi principali: il rifornimento di viveri dalla pianura e l'imminente inizio dell'anno scolastico. La zona libera della carne dell'Alto Friuli sopravvisse solo per poche settimane, ma guardò il futuro e gettò le basi del nuovo Stato che doveva uscire dalla resistenza. Democratico, basato sulle autonomie locali e su un'amministrazione trasparente, pluralistico, attento alle esigenze della gente, del lavoro e del progresso sociale. L'8 ottobre 1944 ebbe inizio il grande rastrellamento, l'operazione Waldläufer, per l'eliminazione della zona libera. Contro i circa 20.000 uomini, truppe caucasiche, cosacche, fasciste e tedesche, impiegati dal nemico, le forze partigiane potevano contare su circa 5.000 combattenti, male armati, che resistettero tuttavia fino al dicembre 1944. I morti tra le forze partigiane furono circa 300. Al termine, la Carnia e l'Alto Friuli ricaddero sotto l'oppressione tedesca, aggravata questa volta dalla presenza massiccia dei cosacchi messi dai tedeschi a presidiare il territorio. Per assaporare di nuovo e definitivamente la libertà doveva passare un altro durissimo inverno, fino alla primavera della liberazione. La grandezza dell'esperienza della Repubblica della Carnia dell'Alto Friuli sta in questo, non solo nell'aver saputo resistere, ma nell'aver voluto costruire.